Ciao ragazzi, allora, per chi non ci conosce, lei è Sara Mugittu, Barbaricina, io sono Marco Bellu, siamo le due guide escursionistiche che portano avanti il blog Viaggio in Sardegna. Siamo venuti qui nel Supramonte di Orgosolo, su Baduesseni, dove veniamo spesso per le nostre escursioni. Ma non è questo di cui volevamo parlarvi, volevamo parlare di una cosa. Avrete notato probabilmente qualche cambiamento nel nostro sito e nei nostri social. Da un anno a questa parte è qualcosa che ci ha dato grandi soddisfazioni e ci ha consentito anche di fare una cosa che a noi interessava da tanto tempo, che è stata quella di disintermediare. Esatto, noi praticamente quest'estate abbiamo ottenuto tutte le prenotazioni senza avere l'intermediazione appunto di tour operator o agenzie. Perché diciamo questo? Perché abbiamo fatto questo lavoro grazie a quello che è la nostra agenzia di comunicazione. Noi abbiamo costruito Viaggio in Sardegna perché siamo due persone che lavorano nel web marketing. Io sono social media manager e Marco sono un consulente web che si occupa in questo caso soprattutto di SEO. Abbiamo creato un percorso di miglioramento del sito che ha funzionato molto bene. Abbiamo più che raddoppiato le nostre prenotazioni, le nostre visite, la visibilità globale del sito. La community che si è sviluppata è diventata molto più attiva quest'anno sicuramente, ma anche perché abbiamo iniziato a pubblicare anche contenuti diversi, più stimolanti. E quindi qual è la novità? La novità è semplicemente che abbiamo voluto fare questo video per dirvi che nel nostro sito Isola di Mezzo, che metteremo nel link in descrizione, abbiamo voluto mettere assieme questa esperienza e creare in pratica un report, un caso studio che, se voi avete piacere, soprattutto se siete operatori che lavorano nel turismo, che possono essere guide, possono essere attività di bed and breakfast, agriturismi alberghi, o anche altri servizi appunto legati al turismo, certo. Possono farsi un'idea, potete farvi un'idea di quello che sono, diciamo, le best practices che si possono utilizzare per far volare il proprio sito, che è la cosa più importante, affiancare i social, ma soprattutto aggiungere quel ulteriore canale di vendita diretta che arriva attraverso il sito, quindi affiancando a questo un canale diretto col quale poi possiamo avere anche un rapporto più stretto e più frequente con i nostri utenti. Questo era. Quindi se vi interessa questo argomento, andate a vedere l'articolo che abbiamo scritto per Viaggio in Sardegna, cioè che parliamo di Viaggio in Sardegna, ma l'abbiamo messo sul sito della nostra agenzia, su Isola di Mezzo. Se avete anche qualche commento, mettetelo qua sotto, ci farà piacere leggerlo e naturalmente rispondervi. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.